Mi sono rivolto al Vescovo perché non è possibile che per essere un buon cristiano bisogna essere accoglienti, credo che il buon cristiano lo sia il Veneto da sempre, quindi queste così missive del Vescovo le rimando al mittente. Sul settimanale diocesano L'Azione, Monsignor Corrado Pizziolo è tornato a parlare di accoglienza dei migranti. Rifiutarsi, scrive, non è da cristiani. E la risposta del segretario della Liga Veneta non si è fatta attendere. Dia innanzitutto l'esempio, li accolga nel suo castello di San Martino sopra Vittorio Veneto, dopodiché può parlare. Credo che le comunità nostre hanno dato molto, d'altra parte l'integrazione con gli extracomunitari che sono venuti a cercare fortuna nel nostro paese, sono tanti, sono integrati, sono ben integrati nella nostra società, quelli che arrivano con i barconi pensando di trovare l'America, qua l'America non c'è, è un mondo del lavoro in difficoltà. Sui quotidiani anche la notizia che cala a nord-est il grado di fiducia nei confronti dello stesso Papa Francesco e l'ex sindaco di Vittorio Veneto dice non mi sorprende. Perché anziché difendere i cristiani difende altri di altre religioni. Infine l'iniziativa dell'azienda di vini Astoria di Crocetta del Montello, un manifesto contro l'intolleranza dopo l'aggressione subita a Torino dall'atleta di colore Daisy Osacque. Lo ha fatto bene per diciamo, sollecitare l'opinione pubblica. Noi siamo contrari a queste intolleranze e agli episodi di violenza da qualsiasi parte avvengano e soprattutto al di là del colore della pelle.